Rieccoci, primo Citer Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come dico solito, ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, abbiamo parlato di viabilità, di tram, di mobilità condivisa, di tante belle cose. Per fare tutto questo, che ovviamente darebbero un'immagine diversa per quanto riguarda la mobilità per la città di Padova, ci vogliono anche i parcheggi, e c'è quel parcheggio della Prandina, troviamo una soluzione, c'è chi lo vuole il parcheggio, 2000 posti, 800, adesso c'è chi non lo vuole, vuole altre. Lei cosa vuole lì? Ma io voglio una soluzione ragionevole. Ragionevole, ci vuole il parcheggio lì. Ma un po' di parcheggio senz'altro ci vuole, perché con le attività. Però attenzione, il parcheggio non deve essere visto come una cosa a sé stante. Mi scusi Arturo Lorenzoni, nella sua parte politica è giusto quello che voi vedete, però se la città dice, ma Arturo Lorenzoni fateci il parcheggio lì perché è di utilità per i commercianti, per la città, ma perché non si deve fare quando tutti lo vogliono e una piccola parte dice no, voglio altre cose all'interno? Perché si devono trovare delle difficoltà? Ma il tema non è trovare delle difficoltà, il tema è posizionare un parcheggio dove questo possa lavorare in maniera efficiente. Se io metto un parcheggio di grandissime dimensioni, 3000 posti auto alla Prandina, io non riesco a portare le 3000 auto e a portarle fuori, perché i flussi di traffico che genero come attrattore sono tali che si sommano al traffico cittadino. Oggi già l'asse di Via Vicenza è un asse critico dal punto di vista del traffico. Se io lo vado a sovraccaricare con la presenza di un parcheggio, cosa ottengo? Ottengo che non riesco a riempire e svuotare il parcheggio in tempi rapidi, che è quello che la gente vuole. Perché se io poi ci metto un quarto d'ora ad uscire dal parcheggio, non è un risultato interessante quello che ho ritenuto. Il parcheggio Rabin, che è uno dei parcheggi importanti che abbiamo in città, 600 posti, è critico da questo punto di vista, perché l'ingresso e l'uscita... Sì, però è stato fatto benissimo, un bel parcheggio. Bellissimo, bellissimo il lavoro. È stato fatto benissimo. Poi ci torniamo, però rimaniamo non alla dobbiamo Prandina. guardare il parcheggio a sé stante, dobbiamo guardare il sistema. Allora, e quindi stiamo lavorando al sistema dei parcheggi come un sistema in cui ci sono i punti in cui si parcheggia l'auto, ma ci sono anche le vie di accesso e le vie... Allora facciamo così, è stato presentato un progetto per la Prandina, me lo vuole raccontare questo progetto? No, non è stato al momento presentato alcun progetto. Nessun progetto è stato presentato? No. Mi era giunta voce che era stato presentato un progetto per quanto riguarda la Prandina, ma ho detto una bugia. No, al momento non è ancora stato presentato alcun progetto, stiamo facendo ma uno la sua studio... idea, Arturo Lorenzoni, lasci stare un attimino l'Agenda 21, l'idea di Arturo Lorenzoni, cittadino di Padova, per quel parcheggio lì, quale sarebbe secondo lei? Ma adesso abbiamo chiesto ai tecnici... Mi dica la sua idea. La mia idea è subordinata all'esito di uno studio tecnico che ho chiesto di fare. No, lasci stare lo studio, le chiedo gentilmente un suo pensiero. Lei, Arturo Lorenzoni, vice sindaco della città di Padova, non prende... Lei dice, io ho la macchina, il parcheggio della Prandina, ovviamente tutti l'hanno sfruttato perché è anche gratuito, quindi è anche più facile, e quindi lì giustamente bisognerà mettere anche e monetizzarlo, adesso non mi viene bene la parola, però lei, Arturo Lorenzoni, cosa farebbe lì? Lasci stare la carica che ha. Lei, Arturo Lorenzoni, cittadino di Padova. Nell'area o nel parcheggio? Nel parcheggio. No, nel parcheggio secondo me lo renderebbe per altre... Ma io vedo critica l'estensione di quell'area di parcheggio, perché conoscendo i vincoli che abbiamo sulla viabilità di quella zona, incrementare il numero delle auto che vanno a parcheggiare lì incrementa i problemi di traffico che abbiamo sull'area. E questo sarebbe stupido. Però non c'è molto traffico adesso con quello che c'è, anche se lo aumenta un po'. Io ci passo spesso, non è che sia dove la Prandina... Ma infatti quel numero di auto secondo me è assolutamente compatibile. Se noi raddoppiassimo la capacità del parcheggio, sicuramente andremo a caricare quell'area in maniera importante. Allora abbiamo chiesto ai tecnici che fanno questo mestiere di poter simulare, conoscendo i dati di flusso di traffico, quale sia il numero di auto che è ragionevole. E non avete ancora ricevuto risposta? No, è ancora in corso questo studio, io mi auguro che a breve possiamo disporre di queste. Però noi abbiamo un'altra area su cui si sta lavorando, che è l'area di Via Sarpi, dove si può realizzare un parcheggio moderno di grandi dimensioni, che è collegato con una navetta come quella di Next che abbiamo appena visto. Quella navetta che ci vuole tempo prima che arrivi, No, quella è già in circolazione nel parcheggio del nostro Palasport.
dal punto... No, no, col guidatore inizialmente, con guidatore, certo, però certo. poi insomma Sì, con rapidamente... guidatore sono d'accordo. Sì. Però realizzare un parcheggio moderno a servizio sia del centro città, collegato con la navetta che arriva in Piazza dei Signori, sia della stazione ferroviaria, che può essere resa accessibile direttamente al binario 1, credo sia un risultato importante per la città. E in quel punto noi non abbiamo dei nodi significativi nell'accesso e nella andiamo a vedere come sono andati i parcheggi sotto le feste, allora va bene, vediamo andiamo il a vedere. Che il parcheggio gratuito alla ex caserma Prandina continuasse a riscuotere successo anche durante le festività natalizie non è mai stato messo in discussione e infatti ogni giorno ha registrato il tutto esaurito, tanto da renderne quotidianamente necessaria la chiusura temporanea, con buona pace degli automobilisti disposti più a creare code in via Orsini in attesa che qualche posto tornasse libero che ad andare a cercare altrove un'area di sosta. Meno successo ha riscosso il parcheggio temporaneo da 250 posti auto istituito all'ex IFIP, vale a dire nello spiazzo dietro la Chiesa della Pace e il Tribunale e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. L'area di proprietà privata è stata messa a disposizione lo scorso 11 dicembre, ma vuoi il costo, 70 centesimi l'ora, vuoi la distanza per arrivare in centro non da tutti ritenuta breve, non è mai stata riempita. Il massimo picco di utilizzo lo si è registrato nei weekend della Corsa ai Regali, quando si sono contate 200 vetture in sosta, di contro la media giornaliera di circa 20 auto. Allora, i due parcheggi tra la Prandina, questo abbiamo preso come esempio questi due senza ragionare sul Parco Rabi, che invece quello funzionava, il Parco Rabi per chi non lo sa ovviamente in Prato della Valle, e questo che è vicino al centro perché non è che sia poi molto distante, cioè, è proprio stato un flop. Ma sì, se le persone non conoscono la presenza di un parcheggio è difficile che riescano ad accedervi, però anche è significativo il fatto che poi forse i parcheggi non sono così scarsi nella città di Padova e su questo noi stiamo lavorando. Ma questo è privato, questo non è... No, vabbè, però era uno spazio messo a disposizione sì, però è privato, non sarà mai un parcheggio questo, a meno che i privati non lo rendano... No, beh, chiaro, qui c'è una volumetria già prevista, per cui... Però per dire, è un'area messa a disposizione per parcheggiare che, a parte appunto, i forti picchi di accesso con le automobili nelle giornate prenatalizie, non è poi stato utilizzato più di tanto. Questo in realtà è un indicatore che mi aspettavo, perché il numero di parcheggi effettivamente disponibili in città non è poi così scarso. È chiaro, se prendiamo in considerazione un'area che non sia il centro storico. Andare al Pedrocchi in automobile non è più possibile, lo era nel passato, progressivamente ci dobbiamo abituare a un'accessibilità. C'è una cultura diversa. Ci vuole una cultura diversa. E il multipiano in via Sarpi? E il multipiano in via Sarpi si sta lavorando e io ritengo che sia un progetto estremamente intelligente rispetto a un potenziamento eccessivo dell'area della Prandina, come dicevamo. Però credo che il risultato più importante lo otterremo con la creazione di un'app che mette a disposizione le informazioni degli automobilisti e quindi sapere per ciascuno di questi parcheggi la localizzazione e il numero di posti auto disponibili rende il traffico molto più intelligente e molto più direzionato. Questo è un lavoro che è partito, una delle cose su cui abbiamo seminato inizialmente come amministrazione e stiamo per raccogliere il frutto del lavoro e questo credo che cambierà le modalità di accessibilità verso il centro perché renderà progressivamente disponibili le informazioni e le persone potranno vedere dove andare a parcheggiare sapendo di trovare allora mi sembra di capire che lei la Prandina vuole che quelli i posti auto che ci sono attualmente dovrebbero rimanere anche nel futuro, non verrebbero aumentati dal suo punto di vista? Guarda, se dal punto di vista logistico si possono aumentare, ben venga. Io credo che un intervento anche con una struttura di parcheggio che non sia poi invasiva e non vada, diciamo così, a compromettere l'aspetto ambientale dell'area ci possa stare assolutamente. Però, ripeto, il vincolo non è sull'area in sé, ma è sugli accessi e le uscite dell'area che sono il vincolo forte che abbiamo. Che creano ovviamente dei problemi. E invece in Piazza Rabi, come abbiamo detto, è funzionale perché è un parcheggio... Quello è molto bello, anche lì dobbiamo dare le informazioni agli automobilisti in modo che non si incolonnino per l'ingresso
quando è già pieno, andando a bloccare tutto il flusso di traffico in Prato della Valle e in via 58esimo Fanteria, perché si va veramente a creare un problema. Così come nell'uscita, dovendo uscire verso la piccola rotonda, verso via Manzoni, il problema c'è. E non si può fare l'uscita in Prato della Valle anche da un lato? Cioè, perché si entra da via Piani e si esce da via 58esima Fanteria, no? Ma nell'uscita invece si può No, anche si entra sempre da via 58esimo Fanteria. Giusto, e poi si giusto, esce. Sì. Non si entra più da via Carducci. Sì, ha ragione, però si possono uscire da entrambe le parti, giusto? O si esce solo in via 58esima Sì, Fanteria? ma Non ho mai si va, parcheggiato lì, quindi le chiedo... si va comunque, le vie d'uscita vanno comunque... Lo portano a quella rotonda piccola, assolutamente sì. che avete fatto chiudere col passaggio diritto che può andare anche verso il Ecco, anche quello è una cosa interessante. Sì, che l'avevo già chiesto l'altra volta, lei mi ha detto non l'abbiamo messo perché altrimenti ovviamente vanno più automobili e quindi diventa ancora più trafficata la zona, mi sembra di aver capito, giusto? Sì. È uno dei casi in cui ci sono i bypass per l'interno della città e questi non sono sani dal punto di vista dell'ambiente, ma dal punto di vista anche della creazione di congestioni, perché in realtà raddoppiare le carreggiate più che raddoppia il traffico veicolare e quindi va a creare più disagi di quello. Questo non sembra intuitivo, ma è ben spiegato dai manuali. Dunque, nei parcheggi Prandina c'è praticamente anche nei parcheggi di fronte a Piazzale Boschetti, che una parte dovrebbe anche lì essere adibita a Piazzale parcheggio. Boschetti verrà chiuso lunedì prossimo perché partono i lavori per la ristrutturazione dell'area e la creazione del parco. Però la zona IFI, quella di fronte, c'è la possibilità lì che è di privati, lì di un piccolo parcheggio anche lì con la provincia, mi sembra avete ottenuto del terreno, dovrebbe anche lì essere... Sì, verrà creato in prospettiva. Senz'altro sì, un'area di parcheggio, però devo dire che è entrata nella disponibilità il parcheggio Pace, che non è lontano, e in quell'area parcheggi ce ne sono. Perché non è mai stato fatto un pensiero, Lorenzoni, di fare dei parcheggi sotterranei a Padova? Beh, parcheggi sotterranei ce ne sono tantissimi a Padova. Insomma, però sono privati, questi tutti privati. No, li stiamo portando tutti nella gestione pubblica, assolutamente, perché sono stati fatti negli anni 80 e 90 con degli investimenti privati ma con vincolo perpetuo ad uso pubblico. E questa è una modalità un po' strana, ma ha fatto sì che fossero dati in concessione ai privati per un certo numero di anni dalla costruzione. Adesso man mano che finiscono le concessioni li portiamo sotto la gestione diretta di APS. Se uno va in giro per il mondo, va bene che non è paragonabile, vai a Vienna per esempio, il parcheggio più grande di Vienna è sotterraneo ed è proprio in centro a Vienna, dunque chiedo perché qui a Padova, Piazzale Insurrezione, certe piazze non si possono fare dei parcheggi interrati. Beh, è senz'altro più costoso rispetto a altre città dove non si lavora in acqua ma si lavora nella roccia. Lavorare in acqua è sicuramente più costoso. Lavorare in una città come Padova, che sotto ha tutto dei vincoli dal punto di vista archeologico, è anche costoso. Poi è possibile, bisogna che le entrate legate al parcheggio si giustifichino con i costi. Sì, no, era una domanda che le ho fatto perché in giro per le città ci sono e chiedevo perché qui non vengono e non viene mai presa in considerazione questa possibilità, tutto qui. No, magari... ma ne sono stati fatti e devo dire che ce ne sono. Lungo via Venezia, per esempio, è tutto un parcheggio sotterraneo, sì, molti dei quali usati molto poco. Guardi, in effetti nella zona della provincia, qui nella cittadella della provincia, 1100 posti auto. Ce ne sono moltissime e anche... Hotel Mantegna 273 posti auto, Park Pace 250 posti auto, Fiera Immobiliare 600 posti auto. E perché non facciamo un po' di pubblicità di queste cose? Ma questo lo facciamo appunto con l'app. Ma anche al di là dell'app, qualche volta nel... Ma noi abbiamo fatto una bellissima mappa con tutti i parcheggi di Padova. Tanti non lo sanno, i giovani ma tanti non lo sanno. Noi l'abbiamo distribuita nei negozi, l'abbiamo messa online sul sito Padovanet. Con l'APS che è di vostra proprietà, fate un po' di cartelloni grandi 6x6. Volete parcheggiare qui, un po', che la gente capisca di più, dico una banalità, però che anche può essere utile al cittadino. Comunque questo è in corso. Al di là dell'app, sì. L'app sarà utile, io credo, fra 5-6 anni, quando tutti useranno il telefonino, anche quelli di una certa età. Oggi qualcuno di una certa età ha ancora il telefonino, il Motorola di 50 anni fa, che non sa nemmeno... Verranno installati in strada, è già stato fatto l'appalto, dei cartelloni con queste informazioni e le stesse informazioni potranno essere date anche tramite l'app. Quindi la persona che ha il Motorola
Star Trek Sì, del volta, 1900. tanto era per capirci, capito? No, potrà vedere il cartello in strada, mentre la persona che ha il telefono un po' più moderno può ricevere l'informazione Cosa direttamente. pensa di nuovi supermercati che aprono in continuazione a Sono un Padova? grossissimo problema per la città. Veramente questa è una delle cose che ci dà più preoccupazione. Non abbiamo strumenti per limitare questi investimenti che non sono di interesse per la città e nel tempo creeranno una serie di problemi molto grossi. Chiuderanno poi. Sì, ma chiuderanno, ma rimarranno degli spazi. Si ricorda una volta tutte le banche che aprivano le filiali una dietro Ed è un l'altra? problema oggi. Hanno chiuso tutte. Hanno chiuso tutte, ma facciamo difficoltà oggi ad occupare quegli spazi perché hanno delle caratteristiche in termini di blindatura che rendono costoso il riutilizzo di quegli spazi. E io credo che lo stesso problema lo avremo anche sui supermercati. Ed è una politica assolutamente miope su cui bisogna fare un ragionamento. Purtroppo a livello comunale non abbiamo strumenti, ma bisogna farlo a livello sovraordinario. Ci sono dei lavori nel commercio che funzionano, tutti si mettono a fare quel tipo di lavoro, sigarette elettroniche, banche, e poi tutti vendono e tutti si svuotano. È una cosa fisiologica di investire in una maniera esasperata dove le cose vanno bene per guadagnare di più, ovviamente. Sì, io lo capisco che nel breve termine questo possa esserci, capisco che dal punto di vista finanziario un investimento di questo tipo possa rappresentare un'occasione per, diciamo così, abbassare gli utili delle società e quindi creare liquidità, però sono investimenti che alla città non servono e il tema è trovare altri tipi di investimenti che possono essere interessanti dal punto di vista della remunerazione. Mi spieghi cos'è il nuovo regolamento edilizio e anche il piano degli interventi? Certo, il regolamento edilizio lo andiamo ad approvare la prossima settimana in Consiglio Comunale e è un documento importante perché definisce le regole per la nuova edificazione per i prossimi anni e applica quello che è il regolamento edilizio tipo, vale a dire lo schema che è stato proposto a livello ministeriale e che le amministrazioni comunali possono utilizzare. Quindi avremo la stessa struttura in tutti i comuni d'Italia con delle declinazioni poi che sono state fatte con una certa libertà da parte delle amministrazioni, ma nell'ambito della stessa struttura. Questo è un passaggio importante, è uno dei frutti che andiamo a raccogliere dopo 1 anno e mezzo di lavoro e io qui sono grato veramente alla struttura del Comune che ha lavorato benissimo e in collaborazione anche con i comuni della cintura con cui abbiamo cercato di dare un'uniformità perché c'erano delle differenze di approccio che hanno creato delle disparità tra i comuni vicini che avevano delle interpretazioni differenti. Il piano degli interventi invece è un'altra cosa? Il piano di interventi è un'altra cosa, è quello che un tempo si chiamava piano regolatore e che va a definire l'utilizzo degli spazi, delle aree in città, quindi dando delle destinazioni alle aree utilizzate o non utilizzate nel tempo. E qui abbiamo in corso l'assegnazione di questo lavoro ad un consulente esterno. Abbiamo avuto 4 partecipanti al bando di gara e la Commissione sta assegnando il lavoro e anche qui ho delle grosse aspettative che possano darci una mano a disegnare la città del futuro, cioè a capire quelli che sono i bisogni e a dare delle destinazioni delle aree che siano coerenti con le aspettative delle persone, che sono diverse rispetto alle aspettative che avevano 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, quando i precedenti documenti urbanistici sono stati fatti. Perché oggi la città di Padova ha bisogno non tanto di nuovi spazi costruiti, ne abbiamo molti e molti di questi non sappiamo bene come utilizzarli, appunto come diceva, riempiendoci anche di cose che non ci servono. Abbiamo invece un'estrema necessità di creare degli spazi vuoti da riempire con attività di tipo sociale, con attività di tipo ricreativo, con attività di tipo anche dal punto di vista ambientale di qualità. Sociale, ricreativo, ambientale, chi le paga? Ma non sono costi elevati, voglio dire, gli spazi verdi che mancano alla città di Padova. L'altro esempio che per me è veramente straordinario sono le aree cani. 10 anni fa chi avrebbe pensato di creare delle aree cani in città? Oggi ogni quartiere ci chiede di estendere le aree cani, perché sono aree in cui una persona vive il rapporto con il proprio animale d'affezione in maniera diretta, in maniera libera.
E io capisco questo bisogno. E però dare delle risposte non è semplicissimo, perché vuol dire andare ad attrezzare delle aree. Allora pensare alla città del futuro vuol dire pensare a degli spazi che siano gradevoli per le persone in base ai loro nuovi bisogni, che sono vivere con l'animale d'affezione, ma anche dove poter portare i figli, i ragazzi a giocare in libertà, dove potersi anche incontrare, andare a fare attività fisica. Gli spazi che abbiamo, per esempio sugli argini, sono degli spazi richiestissimi per correre in bicicletta, correre a piedi, anche trovarsi con gli amici e stare insieme. Sono degli spazi che 20 anni fa non erano vissuti in questo modo, oggi sono degli spazi di grande qualità. Ma questi sono in numero crescente. Allora, saper interpretare i bisogni della città vuol dire saper destinare queste aree. Quindi noi abbiamo grande aspettativa dal piano di interventi, perché più che andare a disegnare aree nuove di edificazione, disegnano aree nuove di attività. Ma ci sono già o bisogna farle da zero queste? Ma le destinazioni che per esempio... Nella sua idea, nel suo piano di interventi, insomma? No, nella mia idea, per esempio, molte delle aree che erano destinate alle perequazioni, che vuol dire aree di privati che in parte vengono cedute all'amministrazione e in parte diventano edificabili, non ha più senso che rimangano con questa destinazione, e quindi gli si può dare una nuova destinazione che è più consona con quelle che sono le aspettative sì, poi della cittadinanza. parleremo anche delle perequazioni tra il Parco Iris e le Palazzine Liberty, dopo la pubblicità nell'ultima parte. A tra poco.